Chissà quante volte avrà camminato per le vie del vecchio Carmine uno dei miei bresciani di fine Ottocento preferiti, reso immortale dalla penna del Canossi che gli ha dedicato molte pagine. Sto parlando di Angelo Ferrazzoli, detto Rassega, un ortolano nato nel 1858, molto famoso nella Brescia di quegli anni. Aveva due caratteristiche fondamentali. La prima, che era considerato un Diogene, cioè un filosofo cinico e pungente sempre con la battuta pronta. La seconda, che era, sì ecco, uno schiavo di Bacco. Via sempre ciocco. Prendeva delle balle che lo rendevano arguto e canzonatorio. A nessuno risparmiava i suoi giudizi mordaci, che emetteva intercalando spesso un dize dotato di una zeta tagliente ed arguta che divenne ben presto la sua specialità. Che bala? Oh, dize te, vilan su quader, sego la bala, lo paga da me. Va a dormir non, che tu sei so de squader, non me occorre niente, me sto più mei de te. Queste sono parole che gli fa dire il Canossi, ma la mia poesia preferita rimane la conferenza del dottor Beanda. Sono stato a sentire il dottor Beanda, che è il condassa che come con l'urtrani, che è il professor che fa la propaganda cutra dell'alcolismo. Fioi de cani è il predecao, ma voi non siete i danni del bere? È un'abitudine nefanda. E voi bevete o porchi di bresciani come i maiali beve la lavanda. E lei che fa eder con le proiezioni è il delirio e la morte di un ciuchitù. Una scena de spaent che fa angremi. Una scena, oh, dizene, te baste di, che godui salvam al cantinù e ber gi dopo l'alter de squinti. Spettacolare il Rassega. Un uomo in realtà buono, amante della giustizia e della verità. E del repertorio filosofico del Rassega ricordate che l'ompie de sols, le ric, e il sior, le quel che ne importa un fic. Passate una buona giornata.